Nella serata di lunedì 11 novembre 2013 si è svolto un grande evento presso la pizzeria La Notizia, ubicata in via Michelangelo da Caravaggio a Napoli. Il maestro Enzo Coccia, con la collaborazione di Laura Gambacorta, ha voluto incontrare il pubblico per presentare delle nuove e squisite pizze. Ecco come egli stesso ha descritto la serata. Stasera ci sarà un bellissimo evento, sarebbero le nuove notizie della pizzeria La Notizia, scusate il gioco di parole. Si parte da un presupposto che la pizza napoletana diventa aggregazione, diventa il mezzo per arrivare al fine. Mi spiego meglio. Stasera ci sarà una presentazione di una mostra fotografica con le detenute nel carcere di Pozzuoli che hanno fatto il corso pizzaiolo. Ci sarà la presentazione di un video spot fatto da un regista che si chiama Alfonso Postiglione, che purtroppo stasera è assente e che sta girando Comurra, e poi ci sarà Dulcis in fondo, la presentazione del professor Bruno Siciliano per la robotica. Quindi la pizza come calamita e attrattore di tanti discorsi, sia sociali, sia artistici, sia scientifici. Decisamente soddisfatto per il successo della serata, Enzo Coccia esprime il proprio entusiasmo per i tanti progetti che sta portando avanti e che, come si è visto, toccano vari ambiti. Enzo Coccia, secondo te fare la pizza è un'arte? E se non è un'arte, cos'è? Ma più che altro fare la pizza non è semplice dal punto di vista tecnico, ma è la fotografia di questa città, della nostra storia, del nostro essere. E ai napoletani amanti della pizza cosa vuoi dire? Cosa può fare con la pizza? Che i miei colleghi devono, alcuni di loro, migliorare sulla qualità delle pizze e rapportare questo prodotto in giro per il mondo come un nostro orgoglio, come il nostro fiore all'occhiello, come il futuro anche economico e commerciale di questa città o dell'Italia intera, perché è il simbolo dell'Italia, la pizza napoletana. La presentazione delle pizze è stata intervallata dall'intervento del professor Bruno Siciliano, docente all'Università Federico II di Napoli, che ha presentato il progetto che sta permettendo la realizzazione di Rodiman, il robot in grado di fare una pizza e dunque di replicare movimenti umani con una destrezza mai vista prima. Il progetto, di stampo europeo ma dalla genesi squisitamente partenopea, ha visto il coinvolgimento dello stesso Enzo Coccia, che ha replicato in fase di ricerca i movimenti necessari per lavorare l'impasto e infornare una pizza. Ma il robot non sostituirà la figura del pizzaiolo, bensì ha imparato l'arte della pizza per impararne l'attività dinamica di realizzazione, che potrebbe essere utilizzata per attività mediche, come nella riparazione di arti umani e per assistere gli anziani. Come spiega lo stesso professor Siciliano ai microfoni della rubrica Non c'è Sensale senza Fiorino dei giornalisti Emilia Sensale e Antonino Fiorino in onda su Telefutura. Ci spieghi meglio insomma la sua nuova creazione. Questa è una serata dedicata nonostante il buon Enzo non voglia parlare di arte, no, ma parli di manualità, è dedicata a una delle tradizioni culturali della nostra città, la pizza, che poi viene imitata in tutto il mondo. L'idea che ci è venuta, io mi interesso col mio gruppo di ricerca di circa 20 collaboratori di robotica, e l'idea che ci è venuta è quella di studiare la manualità delle mani artificiali robotiche. Ora, tipicamente i robot in applicazioni industriali riescono a manipolare oggetti rigidi. Lo stato dell'arte, la frontiera della tecnologia, la capacità di raggiungere la stessa destrezza delle mani umane che sanno manipolare anche degli oggetti elastici e soprattutto siano in grado di manipolarli mentre si muovono. Allora noi pensavamo a un dimostratore e quindi dalle frequentazioni delle pizzerie napoletane, in particolare qui alla Notizia da Enzo Coccia, ho detto: perché non proviamo a dimostrare che di qui a 5 anni con un robot sia possibile fare tutte le fasi di lavorazione della pizza, vale a dire dalla stesura dell'impasto, il fatto di lanciarla in aria, vedrete stasera dei filmati che illustrano questo concetto, il fatto di condirla forse è la cosa più semplice, il fatto di cuocerla in maniera uniforme è una cosa più complessa, perché in qualche modo devo garantire la cottura uniforme. La novità è stata quella di
chiedere a Enzo di qui a qualche mese di venire nel nostro laboratorio. Lui indosserà una suite sensorizzata e grazie a questa suite noi andremo a registrare i suoi moti destri, la sua manualità. Cioè, piuttosto che stare a scrivere migliaia e migliaia di linee di codice al robot, qual è la cosa migliore che apprendere direttamente dall'uomo? Io però tendo a sgombrare il campo da un equivoco. Io ho avuto per questo finanziamento dal Consiglio europeo della ricerca una somma ingente, perché il mio team ha avuto 2,5 milioni di euro. Ora, di qui a pensare a utilizzare questi soldi per sostituirsi al pizzaiolo, giammai. Il pizzaiolo è solo il dimostratore di una elevata destrezza e di un'elevata manualità. Allora, quali sono le applicazioni del progetto? In campo medico, per i tessuti molli, la pelle, i muscoli, nella riabilitazione. Quindi è il fatto di utilizzare uno strumento divulgativo come la pizza, perché tutti quanti, se io parlo di un tessuto, stasera venissi a parlare di manipolazione di tessuti molli, la gente o magari si disinteresserebbe oppure magari si spaventerebbe, invece la pizza è di presa, diciamo, come dire, immediata. E poi c'è un altro aspetto, tornando a quanto dicevo poc'anzi per la tradizione. In realtà la tecnologia può essere utilizzata anche per tramandare l'identità culturale e il patrimonio di una nazione, di una regione, di una città e quindi come Napoli alle generazioni successive. Quindi se in qualche modo con una macchina, con un robot, io riesco ad avvicinare la manualità e la destrezza nella manipolazione della pizza, questo può essere memorizzato. Quindi non è solo il fatto di registrare il video, no? Perché, però è il fatto di registrare dei dati di tipo biometrico sulla capacità e quindi un domani, anche perché sono arti che poi tenderanno a scomparire. Infatti i robot si utilizzano in una serie di applicazioni nel settore dell'artigianato, per esempio nella pitturazione delle maioliche di vetri, no? In cui ci sono questi maestri artigiani che sono in grado, sono tutti mestieri che tendono a scomparire e allora l'idea è quella di utilizzare la tecnologia per fare un'operazione che in genere si chiama un'operazione, utilizzando un termine inglese, da heritage. Heritage è un termine che sta a significare l'identità culturale e le tradizioni di un paese.